Oscar Di Montigny, direttore marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum, fondatore della Mediolanum Corporate University, ideatore e divulgatore dei principi dell'economia 0.0. Manca una cosa. Marito, innamorato? Mi sembra giusto. Partirei dall'economia 0.0. Che cosa c'entra il tempo dei nuovi eroi, la mitologia, l'eroismo con l'economia? Sono stato destato quando sono andato a cercare sul vocabolario il significato della parola economia per scoprire che alla traduzione, credo fosse lo Zanichelli, veniva riportato arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. E credo che proprio il tema del amministrare bene sia il tema centrale. Il libro è una provocazione perché è un grosso richiamo a un senso di responsabilità e da qui si arriva al tema degli eroi, quindi persone che nella loro semplicità, nella loro quotidianità, senza essere necessariamente leader di governi o di popoli, sappiano fare bene economia, bene, arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. Ci deve essere un grande atto di volontà che si fonda su una grossa assunzione di responsabilità. Nell'epoca dell'industria 4.0, che cosa vuol dire tornare a un'economia 0.0? Qui sta la provocazione. Sì, e tra l'altro non è un tornare, se mi permetti, è un andare. Mentre c'è tutto un mondo che va verso la direzione 3, 4, 5.0 di qualche cosa, io dico bene la velocità, ma è importante l'orientamento. Una delle provocazioni del libro è stiamo attenti, perché siamo ben oltre il 4.0 di tantissime discipline, genetica, biologia. Se non c'è un orientamento è rischioso. Lo 0.0 è torna al centro, torna all'origine, torna al senso delle cose. Quindi un'economia che non sia più scopo ma mezzo. Tra le parole che ricorrono, tu parli di giusto profitto, parli di gratitudine. Il concetto del giusto profitto che citavi tu, cosiddetto right profit, e anche lì il vocabolario è fantastico, il vocabolario inglese. Right, innanzitutto diritto. Quindi la riaffermazione forte del diritto di fare profitto, perché il profitto per sua natura produce un margine, il margine è rimmesso nell'economia e produce un vantaggio per l'insieme. 0.0. Hai fatto i soldi in maniera corretta, onesta, buona, sana, per bene. Ti guardi allo specchio la sera, non hai bisogno di un economista o del telegiornale che ti spieghi. C'è una parte di te, quella eroica, che è molto più intelligente dell'altra. Ho scoperto la gratitudine come il sentimento più nobile che ci sia. Tu sei grato quando qualcuno ti sta vicino nei momenti intensi, gioie, dolori, sofferenze, chi ti sa perdonare. E la gente si ricorda di noi quando noi abbiamo fatto questo. Allora mi sono detto, nell'economia è possibile generare la gratitudine come riscontro della qualità di ciò che hai offerto? È molto complesso, lo trovo chiaramente aspirazionale, però trovo che a quel punto, qualunque sia il settore, hai venduto un prodotto, hai generato gratitudine, sarà per sempre il cliente. Tornavo sul classico pendolino Roma-Milano, vedo due ragazzi che si siedono, che attraggono la mia attenzione, musicisti, e resto affascinato molto da questo incontro. Abbiamo iniziato a frequentarci weekend e le notti e c'è l'idea di fare sull'idea dell'eroe un disco, perché il libro ha 12 tappe, un disco può avere tranquillamente 12 pezzi e ci piacerebbe raccontare ai giovani che si può vivere una vita eroica e farlo in maniera orientata. Vieni Jack, vieni Fede. Uno dei pezzi sui quali stiamo pensando, si chiama Alive, che ha nel suo ritornello questa frase: la gente si dimenticherà di quello che avrai detto, la gente si dimenticherà di quello che avrai fatto, la gente non si dimenticherà di come l'avrai fatta sentire. I primi due punti sono un vecchio marketing, è un vecchio modo di fare azienda, è un vecchio modo di fare economia, è un vecchio modo di fare politica, è un vecchio modo di fare educazione, è un vecchio modo di fare i genitori. Il terzo punto è la gratitudine.
È un momento questo che è stato definito epocale. Stanno crollando tutti i riferimenti sui quali si è eretta l'architettura sociale per secoli, dall'origine ad oggi. Cioè sta cambiando tutto. La gente sta perdendo tutti i riferimenti. In un mondo privo di riferimenti, siccome noi non possiamo vivere senza tutto questo, chi si propone come riferimento vince il banco. Il nuovo eroe, l'idea di eroe per un giorno è eroe nell'attimo, quel piccolo gesto quotidiano da fare, no? Cerchiamo di essere eroi per un giorno. Esci, fai un gesto di gratitudine. L'altro ti guarderà stranito, t'assicuro che è una stranezza sana. A me piace l'idea di immaginarmi un dono per gli altri. Devi essere un bel regalo perché l'altro deve essere contento.